Buonasera. Vi ringrazio moltissimo per avermi invitato ancora una volta in questo meraviglioso teatro e nella vostra città che purtroppo oggi mi ricorda un po' il tempo bretone che io sto vivendo in questo periodo. Ma soprattutto vorrei ringraziare tutti voi per la vostra pazienza e soprattutto per il vostro calore con il quale mi avete accolto, oltre che ringraziare il dottor Nanni Pieri e il dottor Bonagura che ancora una volta mi hanno voluto qui. Grazie mille. Siamo noi che la ringraziamo, maestro. Persone come lei fanno più bello e gentile il mondo, veramente. Senta, stasera quindi vivremo una puntata speciale di Glossario Teatrale, un unicum. Qual è l'argomento che ha scelto per questa sera? Ma guardi, questa sera non vorrei parlare della struttura teatrale, vorrei parlare solo di una figura che è nata, cresciuta, sviluppata all'interno del teatro, il macchinista. Ma chi è il macchinista? Il macchinista è colui il quale crea le quinte, movimenta le scenografie, le monta, le movimenta durante la rappresentazione ed è una persona che alla fine di tutto questo smonta e quando tutti se ne vanno spegne la luce. Ma non è solo questo, perché il macchinista conosce ogni angolo del teatro, sa cosa può trovare in quell'angolo lì, in ogni recesso, sa che può trovare qualcosa che gli può essere utile per la realizzazione della scena. Oltretutto è una persona e soprattutto un professionista che conosce ogni singolo meccanismo della scena, sa perfettamente ogni singola corda quale stangone può muovere, sa perfettamente quale rocchetto che contiene la corda debba essere sostituito oppure leggermente levigato e cammina sulla graticcia con la leggerezza di un equilibrista. Ma l'elemento e lo strumento importantissimo del macchinista è questo, è il martello. Come vedete il martello è fatto di metallo e legno, due elementi primordiali, nobili, come questa professione. La caratteristica di questo martello, che si chiama fiorentino, perché è stato ideato e realizzato molti, ma molti anni fa, dal capo macchinista del Teatro della Pergola di Firenze, ha queste caratteristiche. Ha una testa che sembra molto esile, ma è forte, potente, ed ha la testa piatta, perché deve colpire con precisione la testa del chiodo per poter essere inserito nel legno. E non c'è un macchinista che possa dirsi tale che con 3 colpi precisi e netti riesca a inserire un chiodo di 10 centimetri in un travetto. Come vedete, la coda, diciamo così, di questo martello è molto divaricata perché permette al macchinista di togliere rapidamente le bullette dal legno. Ma la cosa fondamentale è il manico. Il manico deve avere una lunghezza molto, ma molto precisa, perché deve essere rapportata precisamente all'avambraccio di chi la utilizza. Purtroppo da un po' di tempo a questa parte il martello ha perso il suo uso, è stato sostituito dall'avvitatore elettrico. Ma io nella mia memoria di teatrante non potrò mai separare l'unione quasi simbiotica, direi, fra il martello
e il macchinista. Un'unione, guardate bene, che è fatta di gesti, fatica, passione, ma soprattutto di meraviglia. Grazie.